Al 26esimo congresso nazionale di IOM, grande spazio ai grandi trial. Il Rome Trial è uno dei più grandi studi interamente italiano, recentemente ha avuto un grande risalto anche al congresso europeo di oncologia di Barcellona. Oggi ne parliamo con Andrea Botticelli, il principale investigatore di questo studio, perché domani Paolo Marchetti presenterà gli ultimi dati. Andrea, di cosa si tratta? Lo studio Rome Trial è uno studio che si colloca nel contesto della medicina di precisione, in particolare della profilazione molecolare. È uno studio di fase 2, è uno studio che ha coinvolto 40 centri in Italia, quindi è veramente uno studio italiano. E l'obiettivo del Rome Trial era quello di capire se la terapia a bersaglio molecolare fosse superiore rispetto alla terapia standard. Abbiamo studiato 1794 pazienti con profilazione molecolare su tessuto e su biopsia liquida, e se erano presenti delle alterazioni importanti per cui c'erano dei farmaci a disposizione all'interno dello studio, questi venivano discussi i pazienti all'interno del Molecular Tumor Board, che è un'idea e un concetto che è diventato cruciale poi nel Rome Trial, perché il Molecular Tumor Board, composto poi dallo steering committee dello studio, quindi da key opinion leaders italiani ma conosciuti con una fama internazionale, discutevano i casi clinici e decidevano se realmente quell'alterazione molecolare fosse utile per assegnare al paziente il farmaco a bersaglio molecolare oppure no. Studio randomizzato, i pazienti venivano randomizzati uno a uno a ricevere lo standard o la terapia a bersaglio molecolare, ma comunque sapendo che diciamo, l'endpoint della sopravvivenza avrebbe un pochino sofferto, ma comunque abbiamo voluto offrire comunque a tutti i pazienti la terapia a bersaglio molecolare. Quindi anche i pazienti che avevano lo standard in realtà poi ricevevano nel crossover la terapia a bersaglio molecolare. I primi risultati li abbiamo presentati quest'anno ad ESMO in sessione presidenziale, e l'obiettivo primario dello studio era l'objective response rate, quindi proprio la risposta obiettiva nel braccio target rispetto allo standard. È stato uno studio ovviamente complicato nel periodo Covid, perché in 2 anni abbiamo studiato 1794 pazienti, ma era proprio il periodo Covid e tutti i pazienti sono stati ribioptizzati. Questa è anche una cosa piuttosto nuova, perché nei grandi studi difficilmente si ribioptizza nel momento in cui il paziente accede al protocollo, ma si utilizzano i campioni d'archivio. Quindi noi abbiamo realmente un profilo molecolare in quel momento preciso del paziente, e questo è sicuramente un qualcosa che poi ha fatto la differenza anche nei risultati. Quindi obiettivo primario è l'objective response rate, è il primo studio di questo tipo con questa impostazione che è risultato positivo, e il Roma ha raggiunto l'obiettivo primario. Questo è il motivo per cui poi ovviamente ha avuto anche un grande risalto a livello internazionale, con 17% di risposte obiettive nel braccio della terapia a bersaglio molecolare e il 9% nel braccio della terapia standard. Ora, un altro punto che abbiamo poco discusso in questi mesi in realtà è che noi ci aspettavamo nel braccio standard una risposta obiettiva più bassa, perché noi avevamo calcolato un 5%, ma anche lo standard era discusso da questi key opinion leaders, quindi un 5-6% dei pazienti hanno avuto un cambio anche nello standard dopo la discussione con personaggi del calibro di Paolo Marchetti, Giuseppe Curigliano, Paolo Ascerto. Quindi questo è la Chiara Cremolini, insomma, era veramente un Molecular Tumor Board ricco di personaggi con grandissima esperienza. Anche lo standard quindi è venuto più alto rispetto a quello che ci aspettavamo. Sicuramente questa è la strada, sia in termini di profilazione molecolare, ma anche in termini poi di discussione di casi clinici e di condivisione delle esperienze. L'altro dato che noi avevamo particolarmente interessante è quello degli obiettivi secondari, la progression free survival, che è venuta positiva, quindi anche in questo senso il primo risultato positivo è statisticamente significativa, non clinicamente significativa, ma abbiamo un PFS rate a 12 mesi su cui veramente dobbiamo ragionare, perché è 22% nel braccio target rispetto al 7% nel braccio standard, quindi stiamo parlando di trattamenti che veramente possono cambiare quella che è l'approccio ai nostri pazienti. La sopravvivenza non l'abbiamo ottenuta, ma noi comunque volevamo garantire la terapia a bersaglio molecolare a tutti i pazienti, e poi avevamo la possibilità tra gli endpoint secondari di vedere PFS anche su popolazioni omogenee da un punto di vista di profilo molecolare. E in particolare quello che è venuto particolarmente interessante sono i pazienti con alto carico mutazionale. Alto carico mutazionale che poteva essere su biopsia liquida o su tessuto, con 10 mutazioni per megabase. Ovviamente questo era tutto legato al test di Foundation, sia su biopsia liquida che su tessuto, e il dato anche qui è venuto positiva, la PFS, sia negli MSI, ma questo ce l'aspettavamo, ma anche nei pazienti stabili, nei pazienti MSS, questo è un dato veramente nuovo, con una PFS rate a 12 mesi del 36% rispetto al 6%, quindi significa che veramente io
quando abbiamo visto questi risultati ho detto al professor Marchetti: prof, noi non possiamo dormire tranquilli pensando che non dobbiamo reimplementare questo tipo di strategia. Con il prof e con lo steering committee abbiamo deciso, perché grazie al presidente, il professor Perrone, abbiamo una sessione domani mattina dalle 8 alle 9 in cui si parlerà di Rome Trial anche da un punto di vista di discussione, quindi vedremo le criticità dello studio, quali saranno le prospettive future, e quindi con lo steering committee presenteremo 2 dati nuovi che ve li accenno ma non ve li spoilerò Certo. completamente. Domattina l'appuntamento dalle 8 alle 9. Quindi Certo. il dato interessante ovviamente è la prima obiezione è stata: ma queste curve di PFS così entusiasmanti sono perché c'è solo l'immunoterapia che guida l'efficacia dello studio, o anche la target therapy? Quindi vedremo il dato della PFS splittata nei pazienti che sono stati trattati con immunoterapia rispetto allo standard, rispetto alla target, quindi vedremo questo dato. E poi l'altro aspetto cruciale, che ovviamente questo diventa anche questo oggetto di dibattito: se noi consideriamo la terapia target come terapia a bersaglio, più andiamo avanti con le linee di trattamento, maggiore è il rischio di eterogeneità tumorale, e noi lì avevamo pazienti in seconda e terza linea. Quindi vedremo il dato della progression free survival divisa tra seconda e terza linea, e vedremo anche lì, insomma, sarà piuttosto interessante, perché ovviamente queste sono strategie promettenti: prima riusciamo a introdurle nel percorso dei nostri pazienti e maggiore la possibilità di E prima efficacia. cambia la pratica clinica. Appuntamento domattina al 26° congresso nazionale AIOM dalle 8 alle 9, sessione su Rome Trial. Grazie a Andrea Botticelli, grazie a quanti ci hanno seguito. Grazie.